Rissa, colpi di pugni e bottigliate tra 6 uomini ubriachi a Conegliano. Intervengono i residenti dei palazzi che gettano acqua per sedarla. I ristoratori, mai visto una violenza così, 3 denunciati. Paura nel pomeriggio a San Biagio di Callalta, esplode una bombola del gas in cucina, il figlio soccorre il genitore di 84 anni e lo salva. Le sue parole: mio padre è un miracolato, ustioni non gravi per l'anziano. Frana nella notte ad Auronzo, in località Ligonte, evacuati in via precauzionale 35 persone, ritornate ora nelle loro abitazioni, smottamenti sotto controllo, domani sopralluogo di provincia e regione. Incendi in un palazzo in via Triestina, Favaro Veneto, il fumo intossica 2 persone rimaste intrappolate all'interno dell'appartamento, salvate dai vigili del fuoco, una è stata portata d'urgenza in ospedale. Dopo un mese e mezzo di ricovero in seguito a un malore, l'ex consigliere Renosto è tornato a casa. Mi sono svegliato dal coma il giorno del mio compleanno, sono nato una seconda volta. Non molla la morsa del caldo con l'anticiclone africano che perdurerà fino a metà mese con temperature record e notti super tropicali, ma attenzione ai temporali di calore in montagna. La storia di Emi, una cagnolina che deve essere operata di cataratta per evitare la cecità, l'appello della sua proprietaria che lancia una raccolta fondi: non riesco a sostenere tutte le spese, aiutatemi. Al Sacrario Militare di Cimagrappa, il tradizionale pellegrinaggio delle genti venete per ricordare i caduti della Grande Guerra, la cerimonia un inno alla pace, i giovani sappiano coltivarla. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, telegiornale che si apre con la cronaca che ci porta a Conegliano. Nella notte una rissa tra 6 uomini, tutti tra i 25 e i 30 anni, ubriachi. I residenti dei palazzi vicini gettano dell'acqua per sedare la rissa. Io stavo a casa, ho sentito delle grida e ho visto questi ragazzi che si parlavano a botte. Si sono messi a litigare. Si sono presi a pugni. Pugni, qualche calcio e bottiglie scagliate con forza contro i rivali. Erano circa le 23:30, 6 giovani ubriachi, tutti tra i 25 e i 30 anni, hanno cominciato a urlare e a prendersi a botte in mezzo alla strada. Una rissa violenta che ha svegliato i residenti di via Istria e via Matteotti a Conegliano. Alcuni di loro, dalle finestre dei palazzi, per sedarla hanno gettato secchi d'acqua contro i ragazzi, tutti clienti del bar all'angolo blu. Era pieno di sangue, era tutti la faccia aperta. Il parterre era pieno di sangue, tutto il marciapiede. Io sono uscita perché una cliente che è uscita mi fa: guarda che c'è una rissa brutta. Ma quando sono uscita io penso che erano già lì da un bel po' per spiegare. Perché sono chiamato e mi ha detto: no, sì, stiamo già intervenendo. Tempestivo l'intervento delle forze dell'ordine anche per la vicinanza al commissariato di polizia, una violenza che i residenti e commercianti non avevano mai visto prima in quella zona. Vedi la televisione e proprio vedersele davanti a casa dà fastidio. Sì. E purtroppo mi sa che ci dobbiamo abituare, giusto? Per essere più triste. Non sarebbe intervenuta l'ambulanza, ma per medicare le ferite alla testa provocate dalle bottigliate prese, alcuni di loro si sono recati al pronto soccorso di Conegliano. È una zona meravigliosa, tranquilla era. Adesso, dopo certe ore, a parte che mi hanno detto che in mezzo a Conegliano in queste situazioni, ti posso garantire che anche l'anno scorso hanno tentato di rubare la borsa del signor Valzano. Una situazione, quella delle risse e della presenza anche di baby gang a Conegliano, che ha richiesto la stesura di un programma di pattugliamenti notturni della polizia locale proprio contro questi fenomeni, il primo di prova al parco con la polizia. I pattugliamenti serali veri e propri cominceranno da metà della prossima settimana. Ci sono problemi estemporanei perché i ragazzini non sono facili da intercettare perché li vedi dopo che hanno compiuto le cose, per cui avere una pattuglia comunque sempre dedicata in centro ci permette di intervenire molto più velocemente nel caso in cui sì, e speriamo di no, succedano ancora situazioni di quel tipo lì. Ci spostiamo nel Bellunese perché ad Auronzo in via Ligonte sono state evacuate in via precauzionale nella notte 35 persone a causa di una frana. Tutti gli aggiornamenti. Abbiamo visto che lavori sono da fare in stretta urgenza, abbiamo interessato la provincia e la regione Veneto, ci sarà un sopralluogo tra tutti gli enti per verificare che primi lavori si possano fare. Sono attese per le prossime ore le rilevazioni di provincia e regione per capire come e quando poter iniziare i lavori di messa in sicurezza per la colata di fango e detriti che ha interessato la zona di Ligonto ad Auronzo di Cadore. L'allarme nella notte. La frana è stata segnalata ai vigili del fuoco di Santo Stefano da un residente intorno a mezzanotte. Evacuati in via precauzionale 35 persone che hanno passato
passato la notte da amici e parenti e alcuni nella palestra comunale messa a disposizione dall'amministrazione. Abbiamo fatto un sopralluogo congiunto con un po' tutte gli enti che erano in loco e abbiamo verificato che non c'è un pericolo imminente, quindi abbiamo fatto rientrare la popolazione all'interno delle proprie abitazioni. Però abbiamo allertato chi è rientrato che le prime avvisaglie di temporali sono invitati a lasciare le proprie abitazioni. Frana ora sotto controllo con la Protezione Civile che continua a monitorare eventuali spostamenti a monte, ma su cui si deve intervenire in fretta, lavori anche alla rete idrica. Abbiamo emesso un'ordinanza in quanto la frana ha lambito anche alcune vasche di erogazione dell'acqua. L'acqua veniva sporca, più che altro non c'è un pericolo per la salute in quanto non ci sono state rilevate cariche batteriche e abbiamo assieme al gestore della rete posizionato in loco un'autocisterna con alcune taniche d'acqua per bisogni imminenti. Ancora la cronaca nel Vicentino, questa volta tra i trinceroni di Campolongo. Un uomo di 50 anni è morto insieme al suo cavallo dopo essere precipitato per circa 300 metri in un dirupo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era in escursione con un amico quando l'animale è scivolato lungo il sentiero trascinandolo nel vuoto. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, il SUEM 118 e i vigili del fuoco. Le operazioni sono state particolarmente difficili a causa del terreno impervio, della fitta boscaglia e dal rischio di caduta sassi per l'uomo e il cavallo. Non c'è stato nulla da fare, il recupero della salma è ancora in corso. E sono stati momenti di paura invece a Favaro Veneto. Siamo nel Veneziano dove un incendio intorno alle 14:30 è divampato con all'interno 2 persone intossicate e salvate dai vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 14:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre con diversi mezzi per domare le fiamme. L'incendio in un appartamento al 3° piano di un condominio di via Triestina a Favaro Veneto. I vigili arrivati con 2 autopompe, autobotte e autoscala hanno domato rapidamente le fiamme. Durante le operazioni di soccorso sono state tratte in salvo le 2 persone che erano all'interno rimaste intossicate dal fumo. Una di loro, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. L'edificio è stato messo in sicurezza mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Paura invece ieri sera intorno alle 22:30 lungo il Terraglio a Preganziolo. Un 50enne a bordo della sua auto all'altezza della pasticceria Terraglio ha perso il controllo del mezzo finendo nel fossato e ribaltandosi. Sul posto è intervenuta l'autogru dei vigili del fuoco che ha recuperato la vettura mentre i sanitari del SUEM hanno trasportato il conducente al Cafoncello. Non è attualmente in pericolo di vita. I rilievi per costruire e ricostruire la dinamica del sinistro sono affidati ai carabinieri. E dall'incendio del Veneziano a quello di San Biagio di Callalta nel Trevigiano nel pomeriggio intorno alle 17 una bombola del gas scoppia in cucina. Il figlio che era al piano superiore scende e salva il padre di 84 anni. È successo in via San Menna. L'anziano ora non è in pericolo di vita, l'abitazione però è ora inagibile. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. La testimonianza di Emilio Faraoni, il figlio dell'anziano investito dallo scoppio. Ero in camera da letto che mi stavo spogliando e ho sentito un botto in cucina. Mio padre stava trafficando con la bombola del gas. Ho aperto la porta, c'era fuoco dappertutto e lui era disteso per terra, non riusciva a alzarsi. Allora mi sono buttato dentro, l'ho preso per le braccia e l'ho tirato fuori. E poi dalla terrazza avevo paura che scoppiasse la bombola, ho detto è meglio che andiamo in giardino. Siamo andati in giardino, abbiamo chiamato i pompieri e l'ambulanza e adesso stiamo qua a vedere. Hanno detto che ha preso fuoco solo la cucina e adesso si è salvato. È tutta la casa da rifare praticamente. Come sta suo padre? Mio padre, poverino, si è scottato le gambe, le braccia, la testa, però niente di grave, ha preso tanta paura, quello sì. Adesso è a pronto soccorso. Miracolato? Miracolati, perché se scoppiava la bombola in quel momento là che eravamo dentro, eravamo morti tutti e 2, secondo me. Un miracolo. Poi da casa pazienza, la metteremo a posto, la bonifichiamo, quello che è, però siamo stati miracolati. Tanta paura? Madonna. Non avevo neanche il coraggio di entrare perché appena ho fatto 1 metro dentro per
per andare a prendere mio padre che era in mezzo alla cucina. C'era un caldo che non riuscivi neanche, un fumo che non riuscivi a sopportare proprio, il fuoco, un inferno proprio. Ho provato a dirgli di alzarsi in piedi per portarlo fuori e lui non era capace di alzarsi. E allora io l'ho preso per le braccia da dietro, l'ho trascinato fuori. Lui voleva addirittura che con la mastella dell'acqua andassi a spegnere il fuoco, ma ha detto: ma cosa vuoi spegnere con la mastella dell'acqua? E parliamo ancora di un evento positivo. È tornato a casa Enrico Renosto, l'ex consigliere comunale, dopo un mese e mezzo di ricovero in seguito al suo malore. Si è risvegliato lo stesso giorno del suo compleanno. Buonanotte pure al ristorante stasera, perché lei stasera va a casa. E allora là ho capito che sarei andato a casa. Così il medico, passato nella sua stanza in neurochirurgia, gli ha comunicato che dopo un mese e mezzo di ricovero sarebbe tornato a casa. Dimissioni che gli erano già state annunciate la sera prima, ma che non aveva voluto dire a nessuno per timore che potesse succedere qualcosa. Venerdì scorso Enrico Renosto, 47 anni, è tornato a casa dopo che lo scorso 18 giugno era stato colto da un malore. Non ricordo nulla fino a quando poi mi sono svegliato, ero in terapia intensiva 20 giorni dopo. Era il giorno del mio compleanno, il 5 luglio, e lì penso che le tante preghiere che sono state fatte da tante persone, tra la fede che insomma ho sempre avuto, tra mia mamma, che penso che da lassù abbia fatto la sua parte, e mi abbia fatto rinascere un'altra volta il giorno del mio compleanno. Insomma, è stato un momento molto forte. Gli amici e i familiari che non l'hanno mai lasciato solo gli hanno raccontato quei primi giorni, da quando la sorella Rosita lo aveva trovato in casa dopo il malore, alla corsa in ospedale, il coma, la terapia intensiva, gli interventi, poi le complicazioni, una polmonite e un'embolia polmonare. Settimane difficili che Renosto ha affrontato sempre con grande forza di volontà. È meglio, in recupero, di forze, di energie e anche di fiducia in me stesso, perché insomma vedo che pian piano riesco a fare cose che fino a 10 giorni fa non riuscivo a fare, tipo anche le cose più semplici, tipo alzarsi dalla sedia, tirarsi su dal letto. Oggi vuole ringraziare la sua famiglia, la sorella Rosita, la sua Roce e naturalmente i medici e gli infermieri incontrati in questo mese e mezzo di ricovero, un'esperienza che ha lasciato in lui un grande insegnamento. Questa rinascita è una consapevolezza che noi diamo per scontato tante cose e che basta un niente per cancellarti, per immobilizzarti. Bisogna apprezzare le cose semplici, le cose che noi riteniamo magari anche banali, perché la vita è un dono che noi certe volte non sappiamo neanche apprezzare al 100%. Preoccupazione per il gruppo dei trasporti di Confartigianato che dice gli interventi sulle accise non bastano contro il caro carburante. Non è più un'emergenza, ma dobbiamo trattarla come un problema vero. Il problema dell'energia ormai è un problema che cambia gli scenari mondiali, cambia gli equilibri. Noi purtroppo le subiamo e sono costi che per chi vive nel mondo viaggiando facendo chilometri tutti i giorni è il nostro costo primario. Quella del carburante è la voce che incide maggiormente sui costi di chi lavora sulla strada, dai padroncini agli NCC passando per gli autotrasportatori. Rispetto ad un anno fa, cioè prima della guerra nel Golfo Persico, i rincari della benzina oggi sono superiori al 15%, mentre per il diesel del 18%. Ma si stima che quest'anno il carico dei costi per il trasporto in Veneto subirà un incremento del 20%. Già a marzo il comparto aveva manifestato le proprie preoccupazioni, annunciando uno sciopero nazionale poi revocato con la promessa di misure che secondo la categoria non sono state sufficienti. Gli interventi sulle accise, spiega Marcon, non bastano, servono misure strutturali a livello europeo. Crea un valore stabile dove noi possiamo creare delle tariffe stabili, dove un'economia può programmare anche i propri investimenti. Bisogna arrivare
in qualche maniera un gasolio professionale. Al momento l'unica soluzione possibile per le aziende per sopravvivere sembra quella di aumentare i prezzi del prodotto finale. Prima le parlavo di un 2-3% di utile, ma se abbiamo le tariffe che i costi che ci aumentano nel 12-13 è inevitabile che dovremo alzarli a quel livello. Capiamo che è un problema di inflazione, capiamo che già l'economia funziona male, ma non possiamo permetterci di fermare i nostri camion, le nostre macchine, le nostre motrici, perché questo vorrebbe dire fermare il PIL. Senza interventi a lungo termine, le conseguenze per il settore rischiano di essere drammatiche. Avremo delle aziende che sicuramente andranno in difficoltà finanziaria e spero non tale da vedere delle chiusure, da vedere delle problematiche di fallimenti. Dati positivi sull'acquisto di case che tornano a muovere il mercato trevigiano. Il dato positivo resta però l'allarme per i giovani e le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi. Oltre 10.000 compravendite in un anno e un mercato che torna a crescere. Un segnale di fiducia, quello fotografato da OMI, l'osservatorio del mercato immobiliare, che nella Marca inquadra un territorio ancora attrattivo per chi cerca casa o decide di investire. A trainare la crescita è soprattutto Treviso città, mentre l'area Pitergino-Mottense registra l'incremento percentuale più alto, con oltre il 13%. La nostra provincia sta bene, le compravendite si sono mantenute a un ottimo livello, sicuramente ci sono alcuni, diciamo così, alcuni paesi che si sono distinti maggiormente, soprattutto nell'area Oderzo-Motta, per un aumento nelle transazioni. Ma dietro i numeri positivi restano alcune criticità. Secondo FIMA, il vero nodo per il 2026 sarà l'accesso alla casa. I costi delle ristrutturazioni sono aumentati e il credito rischia di non essere sufficiente per molti giovani e le famiglie della classe media. C'è tutto un sistema che va adeguato nuovamente alla realtà attuale. Bisogna secondo me anche favorire i giovani, favorire le famiglie che ormai mediamente sono di 3 componenti, insomma, ecco, per ottenere ovviamente delle cifre più alte di erogazione di mutuo, in modo da poter accedere al nuovo. Diversamente bisogna poter dare quel qualcosina che serve per ristrutturare, per riqualificare il nuovo. Resta poi il nodo della tutela del proprietario dell'immobile, sul quale FIMA è al lavoro con il governo. Primo, aggiornare la legge sulle locazioni, che ovviamente ci siamo accorti dà poche tutele ai proprietari e tanti fatti di cronaca sottolineano appunto questo. E al tempo stesso anche per agevolare ovviamente gli affittuari, quindi bisogna fotografare un po' la realtà. Ieri sera il quartiere di Sant'Antonino si è ritrovato in piazzetta Morosini per la festa dell'Anguria. Si replica anche stasera. Il vice sindaco Manera dice un modello da esportare anche in altri quartieri. Musica, tavoli, panini, bibite e naturalmente l'anguria, ma soprattutto la voglia di stare insieme sfidando il caldo. Continua l'impegno dei cittadini di Sant'Antonino per riappropriarsi del proprio quartiere, vivendo la piazza, garantendo così anche la sicurezza. Dopo le camminate serali degli ultimi mesi, nel fine settimana la festa dell'Anguria ha la sua 3ª edizione, un'iniziativa che guarda quelle che venivano organizzate quasi 20 anni fa. Tutta quest'estate siamo riusciti a fare una volta a settimana le passeggiate per la sicurezza. Abbiamo fatto anche degli incontri con l'amministrazione comunale, con il comandante della polizia locale, abbiamo fatto anche un evento per l'antitruffa e questo qui ovviamente dopo tutte queste importanti lasciamo un po' di leggerezza e divertiamoci con questa festa di quartiere. Vivere il quartiere per tenere lontani degrado e criminalità, ma senza dimenticare lo scopo benefico dell'iniziativa. Lo scorso anno sono stati devoluti 2.500 euro alla pediatria di Treviso. Quest'anno abbiamo sdoppiato, una parte andrà all'associazione Quadrifoglio e una parte andrà a un'associazione che si chiama Per mio figlio. Quasi 600 persone nella sola serata di sabato, presenti anche diversi esponenti della giunta, dall'assessore Rosanna Vettoretti al padrone di casa, il collega Sandro Zampese, felice di vedere così viva la piazza riqualificata qualche anno fa. Circa 2 anni fa abbiamo riqualificato la piazza Morosini e anche le vie dei dintorni, proprio anche in procinto
di fare queste sensibilizzazioni nei quartieri. Per Zampese, come per il vice sindaco Manera, un modello, quello di Sant'Antonino, da esportare. Bisogna farlo in più quartieri, perché questo è un simbolo di una riappropriazione dei cittadini del proprio quartiere. Sicuramente è una cosa che verrà ripetuta e speriamo di averne una per quartiere. Abbiamo fatto quest'anno in centro i Buranelli, però perché no esportare quel modello in altre piazze, in altri luoghi tipici di ogni quartiere, oltre le sagre che si fanno di solito. Intanto qui in quartiere le iniziative non si fermano. Passeggiate serali torneranno quest'autunno, sì. Il caldo non molla alla presa, l'ondata di calore durerà almeno fino a metà mese. Attenzione invece per possibili temporali nelle zone montane e pedemontane. Non vedono un cambiamento, quindi andiamo fino quasi a ridosso di Ferragosto, senza praticamente nessun cambiamento. Poi si vedrà, quindi un'ondata, forse la peggiore di queste ondate che ci hanno interessato fino adesso quest'anno. La morsa del caldo non accenna ad allentarsi. L'ondata di calore estrema durerà fino a metà agosto, rendendola così la più potente e duratura che si sia mai registrata finora. Alta pressione al suolo, anticiclone africano, questo promontorio che continua a spingere aria calda su di noi e quindi la situazione di tranquillità dal punto di vista delle piogge, purtroppo perché servirebbero, e soprattutto tanto caldo. Caldissimo di giorno e notti tropicali, ma diverse nottate saranno anche super tropicali, quindi fastidiose veramente. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso per questo un nuovo bollettino valido fino a tutta la giornata di lunedì 3 agosto, con il quale viene dichiarato lo stato di allerta gialla per disagio fisico intenso su tutto il territorio. Resta alta anche l'attenzione per improvvisi temporali di calore, soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Non sono previsti per adesso, però attenzione perché l'energia si sta accumulando. Per adesso non si vedono impulsi di aria fredda, anzi un sistema perturbato tende a interessarci ma a carattere caldo, quindi fa fluire aria più calda di quella che trova sul posto e quindi non dà effetti dei forti temporali. E invece sta operando nelle spiagge di Caorle il soccorso del SUEM 118 di Treviso per una sindrome da annegamento di una donna di 60 anni. Per gli aggiornamenti durante il telegiornale, adesso ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. A tra poco. Tornati in diretta, presentiamo con il telegiornale, con il servizio della nostra Vanessa Banzato, la riqualificazione del comune di Fonte. Presentato in Consiglio Comunale il progetto di riqualificazione di Fonte. Saranno completamente rinnovati alcuni punti strategici del paese, a cominciare dal centro di Onè con la realizzazione di una rotatoria che sostituirà l'attuale intersezione semaforica, con relativo abbattimento di edifici in abbandono. Sono 7 punti fondamentali, cruciali, storici del nostro paese. Abbiamo l'area ex Pizzolotto, abbiamo l'area ex Boin, abbiamo l'ex municipio, ovviamente il cuore della variante sarà la piazza di Onè, dove avremo la rotatoria, dove verrà rivista anche la piazza a nord, appunto per renderla tutta comunicante in un unico spazio urbano, per non perdere l'identità di una piazza, perché sappiamo che per definizione la piazza nasce come luogo chiuso. E la riqualificazione di via Roma, per riportarla un po' a quello che era nei primi anni del Novecento, diciamo, quando c'erano queste alberature belle, c'era veramente modo di vivere il paese in una maniera diversa. Ricordiamoci che tutti questi caldi che ci sono in questo periodo, se non si impiantano piante, ovviamente un paese non si vive. Ecco perché questo abbiamo altre 2 aree che sono il cuore verde anche di questa variante. Abbiamo un'area umida che è veramente una sirarità nella nostra zona, perché è una delle poche che è in centro storico, che andremo a valorizzarla dentro il centro di Onè, e un parco con dei parcheggi annessi appunto che serviranno per il centro, e un po' di lottizzazione lungo via Villa Piana. E ancora un parco intitolato a Suor Bartolomea, religiosa tanto cara ai residenti di Onè, un progetto ambizioso che metterà insieme pubblico e privato, un'opera, precisa il sindaco, che andrà a riguardare non solo il comune di Fonte ma l'intero territorio pedemontano. La sanità, cambiamo pagina, a curare le ustioni dei bambini utilizzando la membrana amniotica delle placente donate dalle mamme, uno studio della Fondazione della Banca dei Tessuti del Veneto.
La placenta donata dalle mamme è utilizzata per curare le ustioni dei bambini. Al centro di uno studio che ha coinvolto un centinaio di bimbi vittime di gravi ustioni, la Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto di Treviso. Un lavoro pubblicato grazie al supporto dell'equipe del Centro Grandi Ustioni di Padova. Protagonisti bimbi molto piccoli, l'età media è inferiore ai 2 anni, vittime di incidenti domestici che sono l'incubo di ogni genitore. Ebbene, grazie all'applicazione della membrana amniotica sulle ferite si sono ottenuti risultati straordinari. Quello che abbiamo visto è che applicata in un'ustione, in un'ulcera, in una ferita difficile, ha delle potenzialità pazzesche, quindi già nel giro di pochi giorni, con una sola applicazione, riesce tranquillamente a rigenerare la ferita e ridare soprattutto l'elasticità originaria della pelle. E quella della placenta è l'unica donazione che nasce da un momento di grande gioia come quella della nascita di un bambino. Possono essere donate solo le placente di parti con cesareo programmato e l'appello è quindi lanciato a tutte quelle future mamme che sanno di dover partorire con taglio cesareo. Il fatto di poterci donare la placenta può cambiare assolutamente le condizioni critiche di alcuni pazienti pediatrici, quindi se nell'ospedale dove magari viene effettuato il cesareo non c'è questo tipo di donazione, magari fatelo presente agli operatori sanitari che ci contattino in modo da poter sensibilizzare e creare poi il percorso, insomma, o chiedetelo voi stesse se appunto c'è la possibilità di donare la placenta, perché possiamo fare la differenza. E ora la storia di Emi, una cagnolina che deve essere operata di cataratta per evitare la cecità. L'appello della proprietaria per una raccolta fondi, dice: non riesco a sostenere tutte le spese, aiutatemi. Per mia figlia la sorella e per me la figlia. Le volete tanto bene? Tantissimo. E dorme con me, il mio cagnolino, cioè... tutta la nostra vita. Amy è una Jack Russell di 7 anni. Per Olimpia Cristiano e per la figlia è molto più di un cane, è l'amica con cui condividere le giornate, i momenti belli e quelli più difficili. Da 1 anno le è stata diagnosticata la cataratta, dopo che 4 anni fa aveva perso la vista all'altro occhio. Senza un intervento in tempi brevi rischia di rimanere completamente cieca. Siamo al limite perché abbiamo aspettato, il medico ha detto: signora, ci aspettiamo un altro anno, perde l'occhio. Per Olimpia in questo momento è difficile sostenere le spese per le cure tra medicinali costosi e i 1.750 euro necessari per l'operazione fissata il 6 agosto. Sono in acqui, sono disoccupata, quindi sto chiedendo aiuto, amici. Olimpia, collaboratrice scolastica, in questi mesi sta facendo diversi lavoretti in attesa di poter riprendere la sua attività a scuola, ma l'intervento di Amy non può aspettare. Per questo ha lanciato un appello sui social e aperto una raccolta fondi. Non dico tutto, ma almeno una piccola parte, anche con la promessa magari di restituire quando ce l'ho. I ministri Abodi e Giorgetti questa mattina hanno preso parte sul Sacrario Militare di Cima Grappa al tradizionale pellegrinaggio delle genti venete per ricordare i caduti della Grande Guerra. Con la deposizione delle corone commemorative si è aperta la toccante cerimonia di Cima Grappa al Sacrario Militare, luogo simbolo della memoria della Grande Guerra. Qui riposano 23.000 caduti degli eserciti che combatterono sul massiccio tra il 1917 e il 1918. Testimonianza di un passato quanto mai attuale, fatto di morte, dolore, lacrime. Un'eredità spesso dimenticata di fronte alle tante guerre nel mondo. Quello che va fatto è cercare di raccogliere questo grido, raccogliere l'eco nei giorni che verranno, fare in modo che le diplomazie raggiungano un obiettivo che sembra vicino, che ci auguriamo non sia un effetto ottico, è il senso del sacrificio di 23.000 uomini, donne che ancora parlano e noi parliamo per loro. Pace la parola che ha riecheggiato tra queste montagne. Queste occasioni rappresentano occasioni di memoria ma anche di trasmissione di valori, soprattutto per i giovani, per chi ovviamente deve crescere
coltivando il valore della pace. Durante la cerimonia presenti istituzioni italiane e austriache unite nel ricordo di chi ha perso la vita per la propria patria. Questo, ha detto il presidente del Veneto Stefani, dimostra che la memoria, quando è condivisa, non divide ma unisce, trasformando il ricordo del dolore in un patrimonio comune di dialogo, rispetto e riconciliazione di cui il Veneto è orgoglioso custode. Questa commemorazione non può che guardare anche alla realtà di tutti i giorni, ai conflitti internazionali in atto, alla necessità di pace, alla necessità di conoscere la propria storia, perché solo la storia può trasformare un sacrificio in una responsabilità che noi abbiamo nei confronti del mondo. Dal Monte Grappa, riserva di biosfera, un duplice messaggio rilanciato dalla sindaca Rampin per la pace tra i popoli, ma anche la pace tra uomo e ambiente minacciato dai cambiamenti climatici. È fondamentale coinvolgere sempre più i giovani, fare in modo che il Sacrario sia una palestra di vita, non solo per i valori appunto che ci insegnano i caduti, ma anche e soprattutto per tutti quei valori di sostenibilità che è fondamentale che partono da qui. Presentato il tradizionale concerto dell'Assunta in piazza Santa Maria Maggiore, l'appuntamento è naturalmente per Ferragosto. Più che un concerto, un rito collettivo per chi passa Ferragosto in città. Il concerto dell'Assunta in piazza Santa Maria Maggiore diventa ancora una volta l'occasione per ritrovarsi sotto un cielo di stelle e di buona musica, unendo magari anche la visita al Museo Bailo. La gioia di poter vedere una comunità che attorno a questo concerto si unisce, si riconosce in maniera collettiva ed affettiva. E poi, come per l'anno scorso, l'amministrazione comunale darà la possibilità dalle 17 alle 20 di poter accedere al Museo Bailo con delle visite guidate su prenotazione alla mostra di Springolo al prezzo di 10 euro. L'edizione di quest'anno, intitolata Il battito dell'inchiostro, Casa Sonzogno, omaggia lo storico editore che contribuì a rivoluzionare il melodramma italiano lanciando i compositori della giovane scuola, tra cui Pietro Mascagni, vincitore del primo concorso lanciato dalla casa editrice che si poneva contro lo strapotere della Ricordi. Pietro Mascagni è stato a Treviso più volte, era una sorta di abitué nelle stagioni, ha diretto molte opere qui, c'è una foto meravigliosa in quello che era un tempo l'Hotel Baglioni e che oggi appunto è un'abitazione privata proprio all'angolo tra Corso del Popolo e l'inizio di Via Diaz. Mascagni giovane, pieno di speranza, che saluta con un grande sorriso. Noi raccontiamo questa storia e raccontiamo come un editore di fatto sia stato il responsabile della nascita di un nuovo repertorio, un repertorio amatissimo, il repertorio della giovane scuola, più conosciuto anche come Verismo. Sul palco l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta per la prima volta da Gerardo Felisatti, insieme a 3 giovani interpreti internazionali, il soprano Foro Zrazzavi, vincitrice del secondo premio concorso internazionale di canto Vox Futuri, il tenore Max Iota, già avviato verso una brillante carriera, e il baritono coreano Daniel Gwon, vincitore del concorso Iris Adami Corradetti e già apprezzato al concorso Toti Dal Monte. Novità di quest'anno, le soliste del nuovo coro di voci bianche e giovanile della città di Treviso. È la mia prima volta e sono molto felice di poterlo fare assieme all'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, con cui ho un legame di affetto consolidato nel corso degli anni. Il cast è di primissima scelta e soprattutto il repertorio riguarda proprio la tradizione lirica più importante e che segue tutto quello che è il periodo successivo al momento di Giuseppe Verdi, quindi abbiamo Chenier, opere come Chenier, abbiamo composizioni di Leoncavallo, abbiamo composizioni di Cilea e ovviamente il grande Puccini. Presentata la 10ª edizione della Tiramisù World Cup a Treviso dal 9 all'11 ottobre. Un dolce senza tempo che ispira le generazioni di tutto il mondo e anche gli chef. È pronto a tornare protagonista a Treviso dal 9 all'11 ottobre, quando in città arriveranno 320 concorrenti, in maggioranza stranieri, ben 80 in più dello scorso anno, pronti a contendersi il titolo di miglior chef dell'ex Sbatutin. Un evento ormai nel calendario turistico internazionale, ed ecco tutte le novità. C'è un training center dove i concorrenti possono andare ad allenarsi prima della gara, ma allo stesso tempo alleniamo quelli
quelli che vogliono diventare concorrenti proprio per aumentare questa voglia di fare il tiramisù. Ci sono i tour, quindi scoprire Treviso attraverso appunto il tiramisù, e soprattutto ci saranno tante nuove ricette da degustare in Loggia dei Cavalieri. In questa prima parte d'estate la Tiramisu World Cup è stata protagonista a San Paolo in Brasile e a Vancouver in Canada, quindi a Moasca nel Monferrato. Da ogni selezione sono stati promossi i primi semifinalisti che si uniranno agli altri che si sfideranno a Treviso in ottobre, ed è già in programma anche un altro grande evento a Bruxelles a novembre per celebrare i futuri campioni del mondo. Per noi è stato fondamentale aggiungere la ricetta creativa nella competizione, perché senza innovazione si va a perdere anche la tradizione in realtà, per cui ci è servito ed è servito a tutti per mettersi in gioco ancora di più. Per chi volesse fare il giudice c'è un'ardua selezione da superare, mentre tutti i locali di Treviso sono pronti per affrontare la sfida a chi lo fa più buono. Ovviamente FIPE e tutti i pubblici esercizi hanno da sempre abbracciato questa competizione, l'hanno sempre ospitata all'interno poi delle loro quotidianità, e credono molto in questa iniziativa proprio per l'impatto di flusso turistico e per l'importanza di mantenere viva anche durante l'anno questo senso di trevigianità attraverso questo dolce da mangiare, quindi niente di meglio. Agosto, che si è aperto proprio 2 giorni fa, è il mese dei ritiri sportivi. Rivediamo nel nostro servizio storico quello del Benetton Basket. Non era un raduno a ranghi completi quello della Benetton Basket, che per la prima volta nella stagione si è incontrata agli ordini del confermatissimo coach Riccardo Sales. I problemi sono ancora parecchi, mancavano ieri anzitutto gli americani, a dire il vero non ci sono ancora i sostituti di Odi Norris e Ken Perry per il campionato a venire, e questa è una lacuna non indifferente se consideriamo che i verdi si apprestano a giocare il massimo campionato. Si è alla ricerca di 2 elementi che bene si possano inserire in una struttura già esistente, uomini come Vazzoler, Presacco, Casarin, Minto, Jacopini, Croce, vale a dire il nucleo principale di questa squadra, hanno un affiatamento ed un'intesa collaudata. A loro vanno quindi aggiunti elementi che portino esperienza ma che sappiano entrare in un gruppo già formato, anche se sotto questo punto di vista fa fede l'abilità dimostrata da un allenatore della caratura di Sales. A fianco del nucleo alcuni giovani come Vianini, Bortolon, Battistella, Sciaulino, Morrone e Gazzato. Con loro anche Savio e Mian, ieri non presenti, il primo perché a Bormio è impegnato nei mondiali juniores, l'altro invece perché è alle prese con la nazionale cadetti. Per la Benetton non ci sarà ritiro, si lavorerà al Palaverde, una struttura che si conosce bene e che, per chi ci crede, porta anche fortuna. Si chiude così il telegiornale di Treviso. A tutti una buona serata, arrivederci.